Lavoratori, sindaci e sindacati a Palermo per parlare con Musumeci. In molti invocano un intervento della regione per scongiurare il default. La provincia di Agrigento ha 2 nuove zone rosse e quella con maggiori contagi. I volontari di Mare Amico si rimboccano le maniche, anzi i costumi da bagno, un tuffo nell'ex Gianco per eliminare i ferri dal fondale. A Ravanusa profanata l'Eucarestia nella chiesa Madonna di Fatima. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Quando qualcosa non va bene o per indicare qualcosa di particolarmente carente si dice fa acqua da tutte le parti, e magari fosse veramente così per il servizio idrico della provincia di Agrigento, che rischia di rimanere letteralmente a secco. Ieri il resoconto dell'incontro con la curatela fallimentare è stato di segno negativo. Il Tribunale non ha intenzione al momento di cambiare il cronoprogramma già tracciato rispetto al recupero dei crediti, anche se questo avrà pesanti ripercussioni sulla gestione commissariale, che tra l'altro terminerà il 2 agosto prossimo. Anche in tal senso non si prevede alcun rinvio rispetto a quanto già individuato dalla prefettura di Agrigento. Così stamattina i lavoratori di Girgenti Acque Idrotecne protestano dinanzi a Palazzo d'Orleans a Palermo in attesa che sindaci e sindacati incontrino il governatore Nello Musumeci. In molti invocano un intervento straordinario da parte della regione siciliana sulle possibili strategie da attuare per scongiurare il default. Arturo Cantella. La situazione idrica in città e nei comuni della provincia si sta facendo sempre più grave. Da un lato la penuria d'acqua e la gente soffre, dall'altra la preoccupazione per il futuro dei lavoratori e delle aziende che effettuano i lavori di manutenzione. Stamani una delegazione di lavoratori accompagnati dai rappresentanti sindacali si è recata presso la sede del Palazzo del Governo della Regione per discutere con il presidente Musumeci ed esprimere le proprie preoccupazioni. A parlare con il presidente della regione anche una delegazione di sindaci, tra cui il sindaco Brandara, Provvidenza e Gueli, e i sindacati sono fortemente preoccupati e annunciano già scioperi e sit-in a sostegno dell'avvertenza. Noi stamattina siamo venuti per dare sostegno alla manifestazione, con una manifestazione per le problematiche inerenti al servizio idrico integrato, il fallimento che c'è stato di Girgenti Acque Idrotecna, il grido d'allarme emesso dal commissario che ha dichiarato il collasso del servizio, le difficoltà nel distribuire l'acqua e nel fare comunque le attività di normale gestione, di manutenzione, di intervento su guasto, di intervento sulla depurazione, sui reflui e quant'altro. Questa cosa ci preoccupa fortemente. Siamo venuti a conoscenza che il viaggio che hanno fatto i vertici della nuova società che sono venuti ieri a Palermo a parlare con l'assessore e con i curatori fallimentari non ha dato nessun esito. Stamattina c'è questo incontro con il presidente della regione e noi ci siamo incamminati da Agrigento, siamo venuti qua proprio per sostenere questa vertenza e fare in modo che si trovino le soluzioni, innanzitutto per la continuità del servizio e per il mantenimento di un livello di sicurezza anche sia della fornitura dell'acqua che della depurazione, in modo tale che non succedano nel momento estivo in particolar modo problematiche varie, e a sostegno anche dell'occupazione. Abbiamo la necessità che la regione comunque si faccia carico anche dei problemi finanziari dovuti alla continuità del servizio. Stiamo parlando di acqua, stiamo parlando di vita, di una cosa alla quale non si può, di cui non si può fare a meno. Già anche per le altre vertenze ci sono grossi problemi e difficoltà, ma sull'acqua discussioni non ce ne possono essere. L'acqua deve continuare ad affluire nelle abitazioni delle persone e delle attività dell'Agrigentino. Non ci possono essere chiacchiere o discussioni di nessun genere.
Per quanto riguarda invece i lavoratori dell'attuale gestione commissariale, ma anche come dire, i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi esterni all'azienda. Certo, noi siamo fortemente preoccupati sia per le maestranze direttamente interessate quindi di dirigenti acque ed ortecche, tutte le maestranze e le imprese che collaborano per il buon funzionamento del servizio idrointegrato, quindi le imprese che sono rimaste scottate una prima volta che non gli hanno riconosciuto i crediti che vantavano, una seconda volta che alle rassicurazioni del commissario e quant'altro poi non è seguito il pagamento delle fatture. A questo aggiungete che ci sono decine di persone che sono anche delle persone a partita IVA, ci sono decine di altri lavoratori che sono Cocopro che attualmente stanno lavorando con contratti di collaborazione. Diciamo che in questo universo ci sono quasi 500 famiglie che vivono di queste cose, ma che assicurano sistematicamente la distribuzione dell'acqua. E non è pensabile che il sistema si interrompa. Sull'acqua non ci possono essere discussioni di vario genere. Siamo vicini a tutti quanti e dobbiamo cercare comunque di trovare una soluzione non solo temporanea, ma una soluzione che sia definitiva. E se oggi non dovessero arrivare le risposte che vi aspettate, quali saranno i passi successivi del sindacato e dei lavoratori? Allora, noi già abbiamo un accordo di rivederci subito dopo questi ulteriori passaggi che stanno facendo i sindaci, sia con la presidenza della regione che altri passaggi istituzionali. Quindi oggi è l'ultimo giorno, domani ci riuniremo in assemblea, valuteremo tutto quanto, dopodiché sicuramente cominceremo in presenza di mancate risposte a fare tutte quelle manifestazioni e iniziative a sostegno di questa vertenza, non ultimo andare a fare sit-in sistematicamente 24 ore su 24. Intanto ieri in prefettura si è svolto un incontro con i rappresentanti dell'Associazione dei consumatori della provincia, un appello fatto al prefetto al fine di lenire e limitare le tensioni sociali e sia per salvaguardare il futuro dei lavoratori per quello dell'indotto e delle aziende collegate. Oggi abbiamo avuto un proficuo incontro con Sua Eccellenza il Prefetto, si è svolto nella più totale cordialità. Come associazione di consumatori abbiamo evidenziato le perplessità che noi abbiamo nella vicenda idrica agrigentina, ribadendo le nostre posizioni, che sono quelle di procedere alla ripubblicizzazione del servizio senza eventuali soluzioni ponte che possano affidare temporaneamente il servizio ad altri privati, ed evidenziando tutte le problematiche che la situazione ha prodotto. Sua Eccellenza il Prefetto ci ha garantito che continuerà a vigilare nei limiti naturalmente dei suoi poteri, e domani dal Presidente della Regione Musumeci ci sarà un tavolo di incontro dove saranno presenti i vertici dell'ATI, dell'AICA, anche il Prefetto e i curatori fallimentari del Tribunale di Palermo, per arrivare a una soluzione della vicenda. Noi speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi affinché si possa assicurare una continuità del servizio idrico e che non si interrompa la strada della ripubblicizzazione. Covid in Sicilia, boom di casi, 552, la provincia di Agrigento è prima per contagi con 121 nuovi casi positivi e 2 nuove zone rosse. Si tratta di Caltabellotta, dove si è registrato un cluster in seguito a un banchetto nuziale, e Favara. Intanto la Sicilia alza le difese con i tamponi obbligatori anche per chi arriva da Francia, Grecia e Olanda, e i sindaci della provincia di Agrigento, in particolare Mangiapane di Cammarata e Carmina di Porto Empedocle, chiedono attenzione ai loro cittadini. Vediamo.
Sono nuovamente aumentati i positivi al Covid-19 dalle varianti in tutta Italia, lo riferisce il Ministero della Salute che scrive in un rapporto come il tasso di positività è dell'1,6%. Salgono le terapie intensive per Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari, complice sicuramente l'effetto europeo di calcio e le numerose manifestazioni di festa avvenute in tutto il Paese. Intanto il Presidente della Regione Musumeci ha disposto con ordinanza urgente l'istituzione della zona rossa per i comuni di Favara e Caltabellotta, in aggiunta alle vigenti misure nei territori comunali di Caltabellotta e Favara dal 22 di luglio 2021 fino al 29 luglio compreso si applicano le disposizioni di zona rossa ormai consolidate. Sono ulteriormente rafforzati i presidi sanitari presso porti e aeroporti fino al 1 settembre 2021 per tutti e per i soggetti provenienti in Sicilia dalla Francia, dalla Grecia e dai Paesi Bassi, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato o transitato in detti stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo nel territorio siciliano. A livello centrale invece è probabile una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, possibile fino alla fine dell'anno, e quanto emerge da voci di Palazzo in vista del Consiglio dei Ministri sul nuovo decreto Covid e il Green Pass che dovrebbe tenersi domani. Saranno tenuti in massima attenzione anche gli appuntamenti elettorali come gli amministrativi di ottobre insieme alla situazione epidemiologica. La questione molto discussa del Green Pass è da utilizzare come un lasciapassare per scongiurare chiusura al di fuori della zona bianca. L'uso del certificato verde, infatti possibile per ristoranti e locali al chiuso, riguarderebbe le aree al di fuori della zona bianca, una misura che soprattutto in autunno servirebbe per evitare nuove chiusure. Intanto il ministro Speranza rilancia sulla necessità di continuare le vaccinazioni e ribadisce l'importanza dei vaccini. I nostri scienziati lo raccomandano fortemente anche sotto i 40 anni nelle fasce autorizzate dalle agenzie regolatorie. Ci rivediamo purtroppo per un aggiornamento per quanto riguarda la situazione Covid nel nostro territorio. Ad oggi purtroppo i casi positivi sono aumentati e sono 17, dei quali purtroppo 2 sono ospedalizzati. A tutti faccio comunque i miei migliori auguri di pronta guarigione. Ci tenevo a fare questo videomessaggio anche per spiegare un po' a tutti che cosa significa zona rossa, se noi siamo nelle condizioni di poterla richiedere e quando va richiesta. La zona rossa, secondo le circolari del Presidente della Regione, va richiesta, vi è tutto un calcolo particolare che per quanto riguarda il comune di Cammarata è di 15 casi positivi negli ultimi 7 giorni. A Cammarata, secondo questi parametri, noi siamo a 12 su 15, quindi non siamo ancora nelle condizioni numeriche per poter richiedere la zona rossa. Detto questo, sono costantemente in questi giorni in contatto con i medici del Dipartimento di Prevenzione di Agrigento, con il responsabile Covid per il nostro territorio che è il dottore Tona, in modo tale di valutare bene quando e se raggiunti questi parametri richiedere appunto l'istituzione della zona rossa che, come ben sapete, va richiesta al Presidente della Regione che poi con proprio decreto la istituisce. La nostra è una situazione molto particolare. Io non penso che questa valutazione possa essere fatta guardando soltanto i dati di Cammarata, ma va fatta una valutazione complessiva con il vicino comune di Cammarata, con il vicino comune di San Giovanni Gemini, con il quale ci siamo già sentiti e stiamo cercando di valutare bene i dati sia di Cammarata che di San Giovanni Gemini al fine di capire, nel momento in cui questi dati e questi parametri verranno raggiunti, di richiedere la zona rossa. Io mi auguro di non arrivare a ciò, che i contagi si possano fermare. Non serve, a mio avviso, l'istituzione della zona rossa per bloccare il contagio. Sicuramente se i dati ci diranno questo saremo costretti a farlo, lo faremo. Però in questo momento quello che chiedo è molto senso di responsabilità. Molto senso di responsabilità che cosa significa? Al di là delle regole in zona bianca, quello che chiedo e faccio appello è di, anche se all'aria aperta, in caso di mancanza del distanziamento interpersonale, di tenere la mascherina.
Dopodiché, cosa molto importante che ho già detto diverse volte è non fare quarantene fai da te. Se si è contatto di positivo occorre comunicarlo al proprio medico, registrarsi sul sito dell'ASP di Agrigento, fare la quarantena per 10 giorni o per 14 giorni in funzione di quello che poi diranno i medici, e poi fare il tampone. Perché quello che noto, quello che sento dire è che non appena si ha un contatto con un positivo, dopo 2 giorni subito si va a fare il tampone. Questo tampone non ha alcun valore, perché magari ancora la malattia è in incubazione, non ha il tempo, quindi il tampone non la rileva. E cosa molto grave ed importante è che poi magari ci si sente sicuri del fatto che il tampone è negativo, quindi si circola liberamente e si può portare il Covid a casa nelle proprie famiglie. Quindi io non dico di smettere di vivere, perché dobbiamo purtroppo continuare a farlo e dobbiamo convivere con questo virus, però facciamolo con molto senso di responsabilità. Informarvi sulla situazione del nostro paese con riferimento alla espansione dell'epidemia da coronavirus. Ebbene, purtroppo le notizie non sono positive, nel senso che nella giornata di oggi mi è stato comunicato l'incremento di altri 12 casi, per cui considerati i 37 di ieri più 12 siamo a 49 casi. Invito tutti alla massima prudenza e a evitare occasioni di contatto, occasioni di assembramento, in modo tale mantenere le distanze, nei locali mantenere le distanze, tenere la mascherina e magari toglierla quando si mangia, quando si cena, quando si consuma, perché al di là degli obblighi ciascuno di noi ormai sa benissimo quali sono gli strumenti per proteggere se stesso e gli altri. Dicono gli scienziati che per chi è vaccinato diminuisce la possibilità di contagio sino all'87%, quindi consiglierei a tutti di vaccinarsi. So che molti sono dubbiosi, perplessi, eccetera, però dobbiamo fare in modo che il virus circoli il meno possibile. Io mi sono chiesta come mai, atteso che nonostante l'incremento dei contagi ci sia un minor numero di morti e di ricoveri presso le terapie intensive, come mai ci sia questa dichiarazione di zone rosse, questi appelli che si fanno sempre più intensi, maggiori, ci sono anche nuovi deliberati che prenderà il governo. E mi sono anche dato una risposta, perché noi per adesso subiamo le conseguenze della variante Delta, che è molto diffusiva, infatti stiamo vedendo un incremento dei casi molto veloce e notevole, però non ha effetti gravi. Infatti il numero dei morti e il numero dei ricoveri è notevolmente diminuito. Certamente maggiore il numero dei contagi, la percentuale crescerà, può crescere, ma diciamo che rispetto alle altre ondate questa volta sembra ci sia una minore lesività, minore impatto sulle persone, che sia effettivamente una forma di influenza, magari in alcuni casi più gravi, ma noi sappiamo che anche l'influenza normale determina dei decessi, soprattutto nei soggetti fragili, magari in soggetti cardiopatici o che hanno altre patologie. Io penso che il vero problema è che con l'eccesso di diffusività e di diffusione del virus la preoccupazione sia che possa determinarsi una variante che invece abbia effetti più nefasti, e quindi il tentativo è quello di bloccare e di impedire al massimo la circolazione del virus, anche della variante Delta, per evitare che si trasformi ulteriormente magari in forme più gravi, atteso che poi andremo verso l'inverno. Queste sono le mie riflessioni da modesta osservatrice, non certa da scienziato, però avendole fatte mi sembrava giusto parteciparvele.
Quindi ciascuno di noi deve fare il possibile per evitare di contagiarsi e naturalmente di contagiare gli altri, per evitare anche e soprattutto che il virus circoli e si trasformi ulteriormente magari in forme più gravi. Perché la variante Delta è più contagiosa del ceppo originario e come fermarla? Carmelo Lentini. Giuseppe, tutto il mondo. Allora, dopo il Covid ora c'è la variante, un virus che sta colpendo la fascia più giovane della popolazione. In che cosa consiste questa variante? In fase iniziale la variante è nata in India e in quelle regioni. Sembrava che fosse una variante di poco conto. In realtà ha avuto il sopravvento un pochettino sul Covid di ceppo normale. Per quale motivo? Perché praticamente è molto più virulento, nel senso che le persone che vengono a essere contagiate sono maggiormente di più contagiate in rapporto al virus di Covid normale. E quindi praticamente se il virus normale contagia su una persona, ne contagia 2, 2,5, questo ne contagia 4. Quindi vuol dire che chi ha contatto tendenzialmente ha molta probabilità di prendere questo tipo di virus. In India in fase iniziale, diciamo così, non si dava grande importanza, però si è visto che poi con le vaccinazioni questo praticamente è uscito fuori con una grossa compliance. Per quale motivo? Perché praticamente sembrerebbe dagli ultimi studi che chi è vaccinato è più coperto dei non vaccinati, e siccome i vaccinati sono le persone che hanno delle fasce d'età particolari, infatti abbiamo iniziato con le persone che avevano una anzianità, diciamo così, di età, e poi delle persone a rischio, sono rimasti praticamente un po' scoperte nel complesso le persone giovani e i bambini. Quindi tecnicamente le persone giovani che non sono vaccinate in un certo modo sono più propense a prendere questo virus, anche per il tenore e la forma di vita che esse vanno, in quanto sono più esposti, diciamo così, alla vita sociale. Quindi è un dato di fatto che chi è vaccinato è sempre più coperto, e questo è importante. Secondo me bisogna chiudere con le vaccinazioni in maniera tale che tutta la popolazione venga a essere vaccinata, compresi i giovani che in atto sono quelli che hanno maggiore rischio di prendere questa variante. Si è visto pure che la variante in atto colpisce i giovani e colpisce anche chi non sono vaccinati. Ecco i due punti cardini fondamentali da tenere in considerazione, quindi i giovani e non vaccinati. Molto spesso queste due cose coincidono, nel senso che i giovani sono anche quelli che non sono vaccinati. Ecco l'importanza di espandere completamente la vaccinazione anche ai giovani in maniera tale da avere una maggiore copertura per questo tipo di virus. La entomatologia un po' è la stessa, ma con qualche piccola variazione, nel senso che mentre che nel virus, diciamo così, di ceppo normale c'era alterazione del gusto, mal di gola, cefalea, mal di testa e anche una febbre, e qui la entomatologia è un po' diversa, nel senso che c'è la cefalea, c'è una rinorrea, sembrerebbe più una sintomatologia non da sindrome influenzale, ma una sintomatologia da raffreddore, da sindrome da raffreddore. Quindi non c'è più l'alterazione del gusto, c'è la rinorrea, c'è il naso che cola, c'è la cefalea, e quindi il mal di testa, eccetera, eccetera. Diciamo così che anche a livello sintomatologico la variante è un po' diversa dal ceppo normale. Mafia, imprenditori taglieggiati e boss in guerra per la leadership. 8 arresti a Palermo, nuovo colpo al mandamento di Tommaso Natale. I dettagli nel servizio. Diciamo, sul poco. C'è una mia. E come fanno a decidere? Nuovo colpo al mandamento mafioso di Tommaso Natale nel Palermitano.
Con l'operazione denominata Bivio 2, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato questa mattina 8 persone in esecuzione di un'ordinanza del GIP per i reati di associazione a delinquere, estorsione aggravata e danneggiamento. Si tratta del seguito dell'operazione Bivio di inizio anno. Diversi gli incendi con obiettivi intimidatori tra locali sul lungomare ed escavatori usati nel cantiere per la realizzazione della rete fognaria, ai quali è stata data una spiegazione anche grazie alle poche denunce degli imprenditori che non hanno ceduto alle minacce. Dall'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal pool guidato dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca sono emerse le figure di Giulio Caporrimo, 51 anni, arrestato a gennaio scorso e attualmente detenuto per altra causa, del figlio Francesco di 26 anni e di Giuseppe Vassallo, 56enne, palermitano trasferitosi a Firenze, molto attivo nella commercializzazione di siti per le scommesse sportive online. A finire in carcere anche Vincenzo Billeci, 51 anni, Antonino Ciaramitaro, 28 anni, Fabio Gloria, 45 anni e Vincenzo Taormina, di 49. Agli arresti domiciliari invece Fabio Ventimiglia, 44 anni. Le indagini dopo le operazioni Oscar, Apocalisse, Talea, Cupola 2.0 e Bivio sviluppate tra il 2011 e il 2020 hanno infatti mostrato i vari avvicendamenti dopo i blitz che hanno fiaccato Cosa Nostra. Dopo la sua scarcerazione nel maggio del 2019 Caporrimo si era ritrovato sottoposto, si legge in una nota dei carabinieri, a Francesco Palumeri, designato quale proprio sostituto da Calogero Piccolo, nuovo capo del mandamento di Tommaso Natale, nonché figlio del barone Salvatore, fratello di Sandro. Dopo un periodo di autoesilio a Firenze, dove è stato intercettato mentre parlava da solo del declino della mafia, Caporrimo sarebbe riuscito a riconquistare la reggenza del mandamento. Dalla seconda tranche dell'attività di indagine sarebbero arrivati riscontri a diversi episodi registrati tra il 2018 e il 2020 che avevano attirato l'attenzione degli investigatori, come l'incendio di un locale sul lungomare appiccato per convincere il titolare a mollare la gestione, o quello di un escavatore parcheggiato nel cantiere del collettore fognario di via Rosario Nicoletti, ma anche le minacce subite da alcuni imprenditori impegnati per esempio nella costruzione di ville affinché cedessero le commesse o si convincessero ad affidare lavori alle ditte amiche. Parte delle altre entrate del mandamento, ricostruisce la procura, arrivano dalla messa a posto dei commercianti. Su 11 episodi tra estorsioni e imposizioni tentate e consumate, solo 2 sono state denunciate dalle vittime. Tra questi un costruttore che è stato raggiunto in un cantiere da uno degli indagati che lo ha afferrato per il collo, lo ha sbattuto al muro e minacciato lui e la sua famiglia affinché sborsasse decine di migliaia di euro. Con le estorsioni e le intimidazioni gli indagati controllavano il territorio, ma gran parte dei soldi, frutto di attività illecite, arrivavano dalle agenzie di scommesse online. La polizia e i carabinieri giusto ieri hanno eseguito una doppia operazione antimafia colpendo il mandamento, che comprende le famiglie di Roccella, Ciaculli e Brancaccio. 50, lo ricordiamo, in tutto gli episodi legati a racket contestati dalla DDA, 16 invece fermi. Nessuna attività commerciale sembrava poter sfuggire a questo destino. Venditori di panini, sfincione, farmacie, bar, agenzie immobiliari, supermercati, agenzie di pompe funebri, pollerie, gelaterie, macellerie, panifici, pizzerie, tabacchi, officine, negozi di abbigliamento e ancora discoteche, palestre, la scuola guida e persino quella delle unghie, tutti piegati al volere della mafia. A Ravanusa profanata l'Eucarestia nella chiesa Madonna di Fatima. Arturo Cantella. Un grave fatto è avvenuto a Ravanusa presso la chiesa Madonna di Fatima, una grave profanazione. Qualcuno nel corso della notte tra lunedì e martedì si è introdotto all'interno della chiesa, ha scassinato il tabernacolo, profanando l'Eucaristia, rubando la pisside e una teca con l'ostia. Ad annunciare il fatto è stato Don Filippo Barbera, parroco della chiesa, che ha rivolto un invito ai ladri a restituire quanto è stato portato via. Un fatto grave, afferma il parroco. È stata profanata la Santissima Eucaristia, portata via la Sacra Ostia Grande dell'adorazione eucaristica, poiché la pisside e la teca erano di ottone e di nessun valore. I carabinieri della stazione hanno già avviato le indagini nel tentativo di scoprire gli autori di profanazione e del furto.
Domani sera, 22 giovedì, alle ore 19, nella chiesa della Madonna di Fatima avrà luogo un'ora di adorazione eucaristica comunitaria di riparazione. Sì, ma nel sito della parrocchia sia della Madonna di Fatima c'è quella la dichiarazione che ho lasciato io. Per il resto non posso dire altro perché sono in corso le indagini, perché le telecamere hanno ripreso tutto. Ma lei come giudica anche da un punto di vista morale il fatto? No? Morale, il problema, guardi, è indescrivibile quello che hanno fatto. Intanto l'offesa e il sacrilegio che porta con sé per la profanazione dell'Eucaristia la scomunicata sentenza riservata alla sede apostolica per coloro che l'hanno perpetrata, no? Sì, secondo sì. il canone, il codice editto canonico. Sì. Anche perché che cosa cercavano? Le cassettiere delle offerte non le hanno aperte. Hanno visto tanti altri vasi sacri in sacrestia, tutti in ottone, per carità, niente ma di recente restaurate, sembravano tutte argento, oro, ma non le hanno toccate. Non hanno preso niente di niente. Quindi poi si sono accaniti per dei 40 minuti che sono stati in chiesa, si sono accaniti di più sul tabernacolo e tentavano di aprire pure la nicchia con le reliquie dei pastorelli di Fatima. Certamente sprovveduti, perché hanno pure aperto l'armadio dove era la memoria della videosorveglianza, l'hanno visto ma non l'hanno preso. Quindi senza parole, c'è un atto parole, non si capisce quello che volevano. Non si capisce, perché poi, se non un grave sacrilegio, perché hanno portato pure l'ostia grande dell'adorazione eucaristica, non so se altre ostie, tante le hanno buttate nell'altare accanto al tabernacolo, hanno scassato il tabernacolo, le porte, insomma, tra l'altro una cosa strana, uno con un cappuccio, un altro in un primo momento si copriva un po' col volto, ma l'altro spavaldo, senza nessuna copertura, ma dico, lei avrà informato l'arcivescovo? Sì, certo, nel comunicato che ho fatto nel sito della parrocchia Beata Maria Vergine di Fatima, Ravanusa, c'è subito l'arcivescovo in questi casi, mi ha chiesto di fare un poco di adorazione, tra l'altro mi ha rincuorato, si sta sereno, perché per un prete è un dramma grande quando rubano l'Eucaristia. È come una parte della mia vita che mi hanno tolto, perché c'è stata anche la solidarietà dei suoi parrocchiani? I parrocchiani sono sgomenti, poverini, sono sgomenti, distrutti. Mai avevano fatto una cosa del genere, qui qualche furto nelle chiese, sì, ma mai avevano profanato l'Eucaristia. L'ultimo fatto increscioso di questo genere negli anni 50, quando hanno profanato l'Eucaristia in Marisi, ma non... Quindi che dire, facciamo un appello, magari, come... Io nel post che ho fatto ho chiesto almeno restituiteci l'ostia santa, quello. Poi le cose che si sono prese, la bistide e la teca, sono solo di ottone, non se ne faranno niente. Restaurate da poco, ma ottone. Nella spiaggia delle dune, conficcati in fondo al mare, ci sono un gran numero di pericolosissimi ferri che fuoriescono e provocano un serio rischio per la balneazione. Lo scriveva l'associazione ambientalista Mariamico Agrigento, che ha lanciato un appello agli agrigentini chiedendo il loro aiuto per rimuoverli. Oggi l'associazione ambientalista capitanata da Claudio Lombardo può dire missione compiuta. Questa mattina un gruppo di volontari ha estratto dal fondo del mare un gran numero di pericolosissimi ferri residuati dallo smontaggio parziale di un chiosco che rendevano la balneazione non sicura in un tratto di mare di San Leone. Gli accessi alla spiaggia dell'Isola dei Conigli a Lampedusa raddoppiano. Questo è il risultato raggiunto al termine di una riunione che si è svolta alla presidenza della regione siciliana, alla quale hanno partecipato, oltre che all'assessore regionale al territorio e ambiente Totò Cordaro, il sindaco di Lampedusa Totò Martello, il direttore della riserva naturale dell'isola di Lampedusa Angelo Di Marca di Lega Ambiente, il direttore generale dell'assessorato al territorio e ambiente
Giuseppe Battaglia e il responsabile dell'autorità di bacino Francesco Greco. Nel corso della riunione, che è stata anche richiesta dal sindaco Martello, si è discusso in particolare delle distanze da mantenere tra i visitatori per le esigenze legate alle regole Covid e della normativa vigente in materia di dissesto idrogeologico e del provvedimento recentemente adottato dalla riserva naturale Isola di Lampedusa, che gestisce il sito, che attualmente limita l'accesso alla spiaggia a 340 persone al mattino e 340 nel pomeriggio. Dopo un approfondito confronto tra le parti presenti, il sindaco Martello, è stato deciso che il numero dei visitatori che ogni giorno potranno accedere alla spiaggia sarà raddoppiato, passando da 340 a 680 persone sia la mattina che nel pomeriggio. Sono soddisfatto per questo risultato, che coniuga le esigenze di sicurezza con la vocazione turistica della nostra isola, in modo che 1400 persone al giorno potranno avere accesso alla spiaggia dell'Isola dei Conigli, conosciuta come una delle spiagge più belle del mondo. Un ringraziamento da parte del sindaco Martello arriva all'assessore Cordaro per l'attenzione che ha mostrato rispetto a questa vicenda e per avere convocato in tempi rapidi la riunione. Domani si terrà una nuova riunione per sottoscrivere l'intesa raggiunta e per fare entrare in vigore il nuovo provvedimento. L'assessorato territorio e ambiente indicherà inoltre le procedure necessarie alle prenotazioni per accesso alla spiaggia. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. In un solo anno sono più che raddoppiati i casi di reati informatici denunciati alle forze dell'ordine in Sicilia. Il Covid ha stravolto le abitudini nel settore bancario, anche in quelle regioni del sud tradizionalmente più affezionate a forme di pagamento classiche. I dettagli nel servizio. Dal phishing al computer crime e boom di truffe informatiche in Sicilia, le quali sarebbero decisamente lievitate nel 2020. A testimoniarlo è Gabriele Urzì, segretario Fabi Palermo, che snocciola i dati della Polizia Postale. In un solo anno sono più che raddoppiati infatti i casi di reati informatici denunciati alle forze dell'ordine in Sicilia, così si legge sulla sua pagina Facebook. Il Covid ha stravolto le abitudini nel settore bancario, anche in quelle regioni del sud tradizionalmente più affezionate a forme di pagamento classiche. Gabriele Urzì, responsabile salute e sicurezza del sindacato, ha inoltre ammesso che l'aumento vertiginoso di truffe informatiche, furti di identità e dati sensibili, utilizzo illecito di carte di credito, furti di denaro dai conti correnti è legato essenzialmente al massiccio incremento dei pagamenti elettronici. Gli acquisti online sono infatti quadruplicati. Secondo dati della Polizia Postale, nel 2020 in Sicilia i casi denunciati di utilizzo illecito di carte di credito e phishing, ossia mail truffa, sono stati 1410, con 9 persone denunciate. In totale sono stati trattati 1698 casi per truffa online, con 418 persone indagate. Nell'ambito del computer crime, ovvero il furto d'identità, la Polizia Postale ha registrato 794 casi, con 28 persone denunciate. Per altre tipologie di delitti si contano 374 casi, con 102 persone denunciate. Altro fenomeno dilagante è il cosiddetto SIM swap, ovvero la sostituzione fraudolenta della SIM che passa nello smartphone del truffatore. I casi denunciati in Sicilia dall'inizio della pandemia per truffe di questo tipo sono stati 530. È di questi giorni l'ennesimo attacco phishing ai clienti Unicredit. Si tratta di truffe effettuate inviando un'email con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire informazioni personali, dati finanziari e codici di accesso. Per Gabriele Urzì esistono però semplici regole che possono rendere la vita difficile ai malintenzionati. È bene sapere, dichiara il sindacalista, che le informazioni e gli strumenti con cui accediamo ai servizi della banca sono strettamente personali e vanno custoditi con cura, e che la banca non ci chiederà mai di fornirle direttamente i nostri codici di accesso ai servizi quando ci contatta. Occorre poi controllare regolarmente gli estratti conto dei nostri rapporti bancari, tenere sempre a portata di mano i numeri di riferimento della banca, avvalersi dei servizi di notifica movimenti, installare adeguati software di protezione sui dispositivi che utilizziamo.
modificare frequentemente le password di accesso al servizio di internet banking, non rendere pubblici indirizzi, password o codice, valutare con attenzione le richieste di dati personali da parte di chi non conosciamo. Insomma, la regola è una: tenere gli occhi aperti. Ricorre oggi il 42esimo anniversario della scomparsa del capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio 1979 dal boss Leoluca Bagarella, che lo colpì vigliaccamente alle spalle con 7 colpi di arma da fuoco mentre stava pagando il caffè in un bar. C'è il servizio. Un omicidio perpetrato con vigliaccheria, quello che vide vittima il 21 luglio del 79 il capo della mobile di Palermo Boris Giuliano, freddato alle spalle dal killer della mafia Leoluca Bagarella, cognato del boss Totò Riina, forse perché Giuliano era armato e sapeva ben usare le armi. Un servitore dello Stato, un fedelissimo servitore dello Stato, morì quel giorno, a 49 anni, e lasciò un grandissimo vuoto, ancor di più nel cuore dei familiari, e tra questi 3 bambini. Perché la mafia lo uccise? Una domanda con una risposta semplice se si esamina la sua azione, con al centro la linea guida messa in campo dal giudice Falcone, cioè seguire i soldi. Giuliano fece proprio questo e in più poteva contare sulla fiducia presso i colleghi americani della DEA e dell'FBI. Ricordiamo che si formò anche alla scuola di quantico dell'FBI, dove imparò a sterilizzare la scena del crimine, cacciando cronisti, curiosi e se del caso poliziotti, perché nessuno inquinasse le tracce. Soldi significava anche droga e da acuto investigatore aveva intuito la portata internazionale e gli intrecci mafiosi con politica e finanza, quando ancora, prima del maxi processo, la parola Cosa Nostra non esisteva nelle sentenze. E poi come non menzionare che nel 1970 Giuliano aveva indagato sui cugini Salvo, i potenti esattori in odor di mafia, sospettandoli tra l'altro di essere implicati nella scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Secondo Giuliano la scomparsa era di origine mafiosa, per conto terzi, del falso incidente d'aereo che aveva causato la morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei. Qualcosa di nuovo doveva esserci. E c'era, anche se ci vorranno ancora 5 anni, perché Giovanni Falcone provi l'appartenenza dei Salvo alla cosca mafiosa di Salemi e spicchi nei loro confronti un mandato di cattura, ma Giuliano non proseguì le indagini sui 2 cugini, perché fu barbaramente ucciso. Tutti i colleghi e chi collaborava con lui hanno disegnato un profilo altissimo del poliziotto, chiamato americano, caratterizzato dai baffoni, ma principalmente un uomo che rivoluzionò il lavoro della mobile, ispirando il pool di Chinnici, Falcone e Borsellino. Infine, in riferimento alle indagini sulla sua morte, basti pensare che verranno prese in carico dall'ufficio istruzione di Palermo, e in particolare da Paolo Borsellino. Totò Riina, Bernardo Provenzano e Filippo Marchese verranno condannati come mandanti dell'omicidio, con la sentenza definitiva del maxi processo di Palermo, istruito da Giovanni Falcone e dallo stesso Borsellino. La famiglia di Boris Giuliano all'inizio ha faticato a trovare un avvocato di parte civile. A quell'epoca, ha raccontato di recente la figlia Emanuela, a Palermo evidentemente rendeva di più difendere i mafiosi. Sospensione del pagamento del pedaggio autostradale sulla 18, A19 e A20, la richiesta di Confartigianato. Vediamo. Viaggiare in autostrada è ormai sempre più difficile in Sicilia. Cantieri aperti, restringimenti di carreggiata, limitazioni di velocità rendono il viaggio sulle tratte gestite dal CAS una vera odissea per gli automobilisti. Sono numerosi chilometri della rete autostradale siciliana caratterizzata da forti criticità. A fronte di un servizio scadente, gli utenti devono pagare un pedaggio oneroso. Proprio per questo è arrivata nelle scorse ore una nuova richiesta di sospensione del pedaggio autostradale. Ad avanzarla con una lettera inviata al presidente del CAS e all'assessore regionale alle infrastrutture è Confartigianato Messina. Con il documento il presidente provinciale Carmela Cicero e il segretario Francesco Giancola chiedono al CAS la sospensione del pedaggio autostradale sulla 18, A19 e A20, almeno fino a quando non saranno garantite le condizioni minime di sicurezza stabilite dalla legge. Ormai da decenni, scrivono i rappresentanti di Confartigianato Messina,
Le autostrade che collegano le città metropolitane di Messina, Palermo e Catania sono caratterizzate da interruzioni, cantieri, buche, restringimenti di carreggiata, corsie a doppio senso di marcia, lavori iniziati e mai finiti. È pacifico, oltre che oggettivo, che tutte queste limitazioni alla viabilità creano situazioni di pericolo, disagio e ritardo ai cittadini, in particolare alla categoria dei nostri autotrasportatori che quotidianamente percorrono i suddetti tratti autostradali. Situazione paradossale che se si considera che gli utenti sono costretti a pagare il costo del pedaggio per usufruire di un servizio praticamente inesistente. Pertanto, con la presente Confartigianato Messina propone al CAS la sospensione del pagamento del pedaggio autostradale sulla 18, a 19 e a 20, almeno fino a quando non saranno garantite le condizioni minime di sicurezza stabilite dalla legge. Etna vertice alla regione siciliana con la protezione civile nazionale sulla caduta di Cenere. Vediamo. Sono stati 47 gli eventi parossistici, la caduta di cenere sui paesi etnei dal mese di febbraio ad oggi, quindi non ci troviamo di fronte ad un fenomeno raro, straordinario, ma possiamo dire quasi ordinario. Oggi abbiamo potuto mettere assieme 8 milioni di euro fra le risorse del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e le risorse del nostro Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Però serviranno altre risorse, quindi un fondo regionale che possa celermente consentire la erogazione delle risorse salvo poi la rendicontazione e quindi la verifica esatta delle spese realmente sostenute e fatturate. Il fenomeno delle ceneri vulcaniche su quest'area ha un aspetto contingente d'urgenza che è quello di dare le risposte oggi. Lo stiamo facendo insieme alla Regione Siciliana con lo stanziamento dei fondi che consentiranno ai comuni di affrontare le spese fino ad oggi sostenute. Il vulcano fa il suo mestiere, quindi noi ci dobbiamo attrezzare in maniera strutturale, capire come intervenire approfondendo tutti i temi che il fenomeno delle ceneri porta. Un diorama arricchisce ulteriormente il Museo dello Sbarco alle Ciminiere di Catania, inaugurato dal sindaco della città metropolitana Salvo Pogliese. È stato realizzato da Enrico De Maria del Centro Siciliano Modellismo Storico e raffigura la battaglia del Ponte Primosole sul fiume Simeto, ovvero una delle fasi della sanguinosa battaglia del Simeto, forse la più prestigiosa per i soldati italiani. È durata complessivamente 6 giorni, dal 12 al 18 luglio 1943. C'è il servizio. La battaglia del Ponte di Primosole, ricostruita in un diorama. Ci sono gli alleati da un lato, i tedeschi dall'altro lato, c'è la storia d'Europa qui. Sì, tedeschi e italiani dall'altro lato. Proprio questo plastico, volgarmente detto plastico, ma è esattamente il diorama perché ricostruisce un momento di una battaglia. Proprio in questo plastico c'è la camionetta sahariana degli Arditi che ripresero il ponte e permisero appunto di tenerlo per ulteriormente altri giorni. Poi si fermarono al bivio Azzotto perché la superiorità numerica degli inglesi era straripante. Però appunto abbiamo voluto rappresentare il momento cruciale del contrattacco italiano. Questo per dire anche che gli tantissimi atti di valore che molte volte non si leggono sui libri, e la storia la fanno i vincitori, si sa, però ci sono stati moltissimi atti di valore in Sicilia che molti sconoscono. Noi vogliamo cercare di fare capire ai giovani e anche ai meno giovani quello che realmente è successo. Si tratta di una ricostruzione storica a questo punto, di un momento della guerra importante, significativo. Molti intendono la liberazione che partiva dalla Sicilia del resto d'Italia, per molti altri si trattò comunque di un momento significativamente doloroso. Certamente doloroso, però appunto con la Sicilia sperimentarono quello che poi avvenne in Normandia. E non ha nulla si può dire, da invidiare alla Normandia perché come mezzi, come navi erano forse molto più numerose che non in Normandia.
Ci furono degli episodi dolorosi per gli alleati perché incontrarono maltempo, tanti alianti andarono distrutti e tanti uomini morirono, quindi sì, nella cosa della battaglia purtroppo da entrambe le parti ci sono i caduti. È ipotizzabile pensare a nuovi plastici che raccontino altri episodi? Sì, infatti questa era la mia idea che volevo trasmettere poi anche al sindaco, di fare altri episodi, per esempio dove si fermarono la camionetta degli Arditi al Vivo Ghiazzotto, con la ricostruzione di quella battaglia che fu pure molto importante. Si persero, se non ricordo male, 4 camionette addirittura con tutto l'equipaggio. Qui ci sono tantissimi episodi da poter ricostruire in diorami. Speriamo che la nostra voglia come modellisti e la volontà del sindaco ci aiuti e si arricchirà senz'altro questo lato della storia. Un plastico, un volume, si spiega un po' quella che fu la funzione degli Arditi qui in Sicilia proprio durante il momento più importante della Seconda Guerra Mondiale. Sì, abbiamo immaginato l'organizzazione di vari eventi per promuovere il Museo dello Sbarco, puntando anche ad un segmento del turismo che noi vogliamo capitalizzare alla stregua di quello che è accaduto in Normandia, ovvero sul turismo storico-militare. Il Museo dello Sbarco rappresenta una realizzazione museale di valenza internazionale, stiamo migliorando l'offerta di questo museo attraverso le foto inedite ai Phil Stern e attraverso il plastico sulla battaglia del Ponte Primo Sole. Siamo convinti che la Sicilia e la nostra provincia possono puntare sul turismo storico-militare e appunto per questo stiamo lavorando in maniera assolutamente determinata. La storia degli Arditi in Sicilia è una storia importante. Lei ha detto ad un certo punto, durante la sua relazione, non era un corpo speciale, semmai era un reparto d'élite. Sì, nasce secondo il volere dello Stato Maggiore Esercito, nasce come corpo speciale, in realtà però poi non opererò mai come corpo speciale, era veramente un'unità d'élite, un'unità convenzionale altamente qualificata proprio dell'esercito italiano, del Regio Esercito, e qui ebbe modo di operare con tutte le sue specializzazioni, dai camionettisti a Primosole, ai nuotatori con l'azione Artoni ad Augusta, alla compagnia speciale, ai paracadutisti, perché ben 6 pattuglie paracadutisti vennero rilasciate proprio in Sicilia, ebbero modo di colpire obiettivi di natura tattica. È una pagina poco nota che spero che ora possa essere, diventare comunque patrimonio per il largo pubblico, e il libro nasce proprio per questo, per comunque far vedere quanto anche nella campagna di Sicilia anche l'esercito italiano abbia contribuito e abbia combattuto con valore contro lo sbarco anglo-americano. Grazie, piacere. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.